Allora, Presidente Pastro, ha sentito diverse esposizioni molto interessanti, cosa ne pensa? Sono tutte interessanti, però io appunto ripeto, vi parlo dalla parte dell'anziano. E quindi ponga la questione tanto alla dottoressa quanto al professore che ci segue. Certo, allora il titolo della nostra guida, Casa amica, invecchiare nella propria casa. Siccome io e tanti miei coetanei siamo già vecchi, il tempo non aspetta, non possiamo mica aspettare che la domotica diventi fruibile per tutti, per qua, per là, perché ve lo dico io che sul mondo degli anziani non è facile la domotica. C'è gente che ha difficoltà già col telefonino lo stesso. Parlo di mia moglie. Poi Lei sente, professore, vero? Sente tutto? Sì, no, sì, dopo sono d'accordo anche perché io sono super tecnologico. No, ma non parli di lei. Però voglio dire, conosco quello che è la situazione in generale. Allora, questo progetto è nato per poter, e questa guida è nata proprio per poter dare delle indicazioni, questa guida, delle indicazioni proprio agli anziani. Perché questo questionario che c'è qua si può fare, che io l'ho fatto personalmente, è stato utilissimo perché ho trovato dove ci sono le famose trappole, e è stata fatta per questo scopo, per poter, che i nostri anziani, lo spediremo a casa tutti i nostri 25.000 soci, lo spediremo. E qua troveranno dei spunti e delle informazioni utilissime per poter controllare la propria casa. E io vi dico che io spero che se questo progetto sicuramente andrà avanti, se questa consapevolezza che sappiamo che qui la popolazione invecchia sempre di più, lo sappiamo tutti, per fortuna, si invecchia sempre di più, però c'è il rovescio della medaglia, no? Perché dall'invecchiamento ci sono purtroppo le patologie, tutti i problemi connessi. Allora, io penso che soprattutto nel mondo del lavoro, io parlo da ex imprenditore, però rimango sempre imprenditore, nel mondo del lavoro, io penso che in futuro il sistema casa ne può trarre beneficio da queste trasformazioni. Muove l'economia senza dubbio. Dell'economia, di sicuro, perché mi auguro che in futuro possano sorgere, che il mondo del lavoro lo possa recepire, delle figure professionali proprio che possono venire a poter vedere, bonificare le case, no? Perché guardi che io ho già fatto un intervento a casa mia di una bonifica, ho chiamato un bravissimo artigiano, quelli che sanno fare di tutto, e mi ha sistemato una serie di cose che io ho constatato con l'autovalutazione della mia casa, con una spesa minima. Ho speso 280 euro mettendo a posto certe cose in sicurezza, non certo chiamare i muratori, perché quando si chiamano i muratori è tutta un'altra storia, perché se ci sono problemi. Qua parliamo in proiezione uno può anche di quelle cose insomma, di tutti i giorni che si parlava del bagno, degli spigoli, delle spine, dei pavimenti, dell'antisdrucciolo, dei corimano, quelle cose lì semplicissime che sono la maggior parte della causa degli incidenti. Certo, degli infortuni. L'altra settimana un mio amico, sua moglie che con l'età non riusciva più a prendere il piatto da sopra l'altro, gli è caduto in testa, andate all'ospedale perché prendendolo è scivolato uno di quelli grandi, tanto per dire un esempio pratico che col tempo non è la carrozzina che si alza, è le persone che si abbassano, purtroppo è così. Allora io parlando direttamente, rappresentando gli anziani, io dico che noi siamo appunto qui anche per cercare di aiutare subito gli anziani per poter bonificare le proprie case. Bonificatori di immobili, ambiente domestico. Di ambienti domestici, professore. E dopo sentiamo anche la dottoressa a questo riguardo. Potrebbe essere interessante perché tanti non si rendono conto di come e quali potrebbero essere gli interventi, quindi fare un po' una valutazione generale, un check diciamo della propria casa. Potrebbe essere un'idea, no? Che già può essere di stimolo anche per chi compra una casa o ha bisogno di dare un restyling. Cosa dice? Professore? Ah, ok, sì, non capivo che era la domanda. No, sicuramente, lo dicevo al principio. Anzitutto, qualsiasi aspetto debba essere affrontato, è necessario fare riferimento a un professionista che veda anche con occhio esterno quello che noi siamo abituati a vedere con l'occhio della familiarità e quindi ci sfugge il dettaglio. Poi io sono assolutamente d'accordo a quello che diceva il Presidente, quello che ha detto prima l'architetto Gabbiani. Anzitutto le case devono evitare che avvengano dei problemi e quindi in maniera analogica devono essere fruibili. La tecnologia diventa inutile e superflua se percepita come tale e se non è necessaria. Se io ho bisogno
di un sensore, non ne devo mettere 2. E quindi è fondamentale che poi venga installato solo ciò che è necessario quando è necessario. Quando non è necessario la tecnologia non diventa utile. Lo sguardo e l'occhio di un professionista che valuta la soluzione in base alle nostre esigenze, qualsiasi soluzione, è il passaggio fondamentale per andare verso una casa più fruibile, più vivibile. Poi tra l'altro anche tutto relativo a da dove parliamo, cioè lei ad esempio adesso ci parla da Milano, dove ci sono certe tipologie di alloggio che sono anche, e di ubicazioni, perché anche la fruibilità della città stessa è diversa dalle città come, non so, possono esserci qua in Veneto, o abitazioni magari molto grandi però isolate, dove se non hai la macchina sei morto, e nei nostri territori, no? E quindi assolutamente. Assolutamente, la casa monofamiliare è diversa dall'appartamento in condominio, così come l'edificio di 20 piani è diverso dall'edificio in linea di 3 piani. Però poi le esigenze, lo può dire meglio di me l'architetto Gabbiani, le esigenze del vivere nell'abitazione sono quelle, quindi le soluzioni vanno adeguate al soggetto che stiamo inquadrando, ma i principi guida sono comuni. Certo. Dottoressa, la casa è ubicata in un contesto ben preciso. Noi abbiamo dei problemi infrastrutturali di non poco conto. Questo volevo anche arrivare, perché poi se la casa è bellissima, tu dentro ci stai, però non ci esci. Non ci esci o nessuno ti viene a trovare, perché poi l'anziano ha bisogno anche di una certa socialità, ne accennava il Presidente all'inizio, no? Sì, allora, vista dal nostro punto di vista è anche come scegliere la propria casa, il quartiere, come il luogo risceglierla, esatto. Però chiaramente anche qui ci sono, esulano dal nostro compito, però ci sono dei meccanismi che si stanno attuando anche sui piani per le barriere che riguardano le città, quindi sono organismi più complicati, però appunto si deve puntare a quello, perché anche il contesto in cui si trova una casa è assolutamente fondamentale. Con diverse persone che mi hanno detto: io ho scelto quell'abitazione perché era nella via verso la scuola dei ragazzi che avevo bisogno di fare e arrivavo al lavoro. E poi ho detto: adesso non lavoro più, sono in pensione, i ragazzi non ci sono più, la casa dove si trova non mi va più bene, è isolata. Effettivamente è vero, cioè hai certe esigenze, quando hai un certo tipo di attività poi cambiano completamente, pronta all'autostrada, ma poi l'autostrada non ti interessa più. Per quello che è fondamentale prendere consapevolezza, credo, no, delle scelte che si fanno, perché poi ovviamente ogni soluzione ha i suoi pro e i suoi contro, però magari porre a chi farà un progetto le domande giuste, alla matrice, chi propone certe soluzioni, magari uno si proietta già in avanti e quindi magari trova una soluzione che può essere magari non soddisfacente in una prima battuta, ma magari di più in una seconda. Fare formazione tra gli addetti ai lavori. Formazione tra gli addetti ai lavori, ma anche nelle scuole, secondo me, cioè sì, proprio perché cominciare presto ad avere un'attitudine diversa, un modo perché poi magari anche i giovani possono essere propositivi in questo in una maniera diversa, vedendo le cose, appunto si diceva prima, no? dal di fuori, quindi magari riuscendo anche a mettere insieme esigenze diverse, perché anche la soluzione di avere uno scambio tra generazioni è fondamentale. È molto importante. Infatti, direttore, ci sono due componenti, una quella relativa all'aspetto economico e quindi gli sgravi, che noi non sappiamo mai nel nostro paese quanto dureranno, non si capisce, cioè, ci sono, non ci sono, comunque anche voi come categoria potete farvi forti di questo. Sgravi di carattere fiscale, agevolazioni, bonus che possono aiutare in questo periodo, anche per il prossimo anno alcuni, a fare interventi pronti, quindi rispondere alla domanda del Presidente Pastro, cioè ci servono adesso, quindi approfittiamo in questo momento. E dall'altra tutto questo di cui si è parlato, che è bene che sia diffuso anche tra gli addetti ai lavori, perché se l'artigiano è il primo che si rende conto che quel lavoro fatto in un certo modo un domani creerà problemi al cliente, al committente, faccio l'esempio, una doccia con un gradino alto così, bellissima, anche l'artigiano stesso, se è formato, può dire: attenzione che questa doccia un domani tu la odierai, e quindi già ti propongo per esempio una doccia a livello, quindi formazione anche tra voi addetti ai lavori, ma muove un indotto economico straordinario, quindi al di là dei bonus, delle agevolazioni di cui adesso voglio chiederle se possono rientrare, tutto questo potrebbe solleticare a muovere degli interventi, quindi l'economia che vi riguarda. Sì, certo. Allora,
come in tutte le cose, no? Possono essere spese delle risorse come dire, puoi spenderle in un modo per spenderle in un altro. In questo caso qui investire anche delle risorse della collettività, delle risorse pubbliche, perché quando parliamo di sgravi o incentivi parliamo di questo, orientate però a un obiettivo di sostenibilità nel medio-lungo periodo, ebbene diciamo che un po' si sta facendo bingo in questo caso qui, no? Nel senso che investiamo per una prospettiva di sostenibilità nel tempo. Allora, gli incentivi ci sono e cos'è che probabilmente va ripensato? Sempre per richiamare l'indagine che era stata fatta, a un certo punto emergeva che alla domanda la tua casa ha dei problemi per spostarsi o di sicurezza che tu percepisci, e la risposta era sì, oltre il 50% l'ha detto. Poi quando gli abbiamo chiesto che cosa vorrebbe migliorare la propria casa, dice beh, le finestre, la caldaia, il cappotto, no? Allora il tema è questo, a volte bisogna dare anche il giusto nome alle cose per poterle riconoscere, e allora forse dovremmo iniziare a pensare anche che così come abbiamo avuto e abbiamo gli ecobonus o comunque dei bonus che hanno anche nel nome un richiamo all'efficienza energetica, alla sostenibilità e al basso consumo, eccetera, forse chiamare anche dei bonus che orientati invece alla mobilità, alla abitativa, eccetera. E qui poi ci si può sbizzarrire inventando i nomi. E questa è la prima questione, quindi iniziare a pensare e a progettare anche da un punto di vista fiscale e di economia pubblica in questa direzione qui. L'altra cosa, ovviamente, per quanto riguarda il sistema produttivo, significa allo stesso tempo attrezzarsi in maniera anche pensata direttamente per offrire anche una capacità di valutazione, di affiancamento, di assistenza per questo tipo di interventi, che ovviamente c'è già singolarmente, ma iniziando a chiamarli, no? Il Presidente Pastro parla di bonificatori, e quindi dal nostro punto di vista significa anche attivarci perché ci sia un'azione di formazione sull'uso di queste tecnologie, sulla loro installazione, sul fatto di promuovere anche interventi di riqualificazione a misura di accessibilità e di sicurezza dell'abitazione. Non solo, però c'è un lavoro da fare e che stiamo facendo con le istituzioni, perché c'è una necessità di rendere semplici, snelle le procedure che riguardano interventi di questo tipo, c'è la necessità di creare anche delle reti e dei partenariati, tanto con il sistema delle professioni, di chi interviene, certo, sì, ma anche con l'università, e infine noi abbiamo la necessità di integrare queste abitazioni un pochino più intelligenti, anche con i servizi di assistenza domiciliare, e quindi apriranno a uno schema un po' diverso rispetto a quello che conosciamo della classica casa di riposo. La casa di riposo è la mia casa a questo punto, deve diventare questa. Sì, che diventi una strategia per le istituzioni per scaricare tutto sul privato, statene a casa tua così mi risolvo un problema e arrangiati, perché dopo c'è anche questo piccolo aspetto. Io penso che per chi può stare in sicurezza nella propria abitazione, e su questo anche i familiari sono rassicurati, penso che sia un obiettivo desiderabile per tutti. Ecco, questo, quindi integrando un pochino i due elementi. Istituti quando serve, nel momento in cui serve, nella propria abitazione finché si può, sempre più in là. Dopo, scusa, dopo venendo fuori da questa terribile esperienza della pandemia, dove che purtroppo è ovvio che la popolazione più fragile, gli anziani, ne hanno pagato a caro prezzo, e il tema proprio, una volta avevamo le case di riposo, no? Le case di riposo non c'è più la lista d'attesa. Io ho telefonato, non c'è più, perché gli anziani hanno paura di quello che è successo, c'è poco da fare, è così, perché è successo,
E allora il fatto di poter rimanere in casa proprio sarà sempre di più dopo quello che è successo. Ecco che io penso che bisognerà appunto, in limite del possibile, di poter fare in maniera di poter aiutare gli anziani a vivere nella casa amica, cioè a vivere in sicurezza. E per vivere in sicurezza bisogna bonificare la casa dove serve. Questo ci sono le soluzioni più semplici, perché non parlo perché cambiare casa, cambiare qua, non le mettiamo neanche in considerazione le persone di una certa età, ma però quello di bonificare non occorre mica fare grandi cose, ma tirare via le barriere architettoniche dove si può. Assolutamente, anche se a volte si può intervenire in modo anche più energico, no, in certe abitazioni, e magari può essere piacevole, per cui c'è il punto di vista in cui chi ci ha investito tutti i propri risparmi non vuole toccare la propria casa, correttissimo, chi invece magari ha scoperto che non la sopporta più, ci sono anche anziani che proprio non ne possono più e vogliono in qualche modo rivedere l'immobile in modo significativo, per cui ci sono tante esigenze, no? Sì, ma poi c'è un problema magari economico da affrontare, appunto, come diceva, ma forse anche il fatto di avere delle soluzioni, perché poi mettere le mani sulla propria casa è sempre, cioè ci si abita dentro, è sempre un trauma da un certo punto di vista, per cui magari costruire assieme con le aziende o col professionista, con le persone preparate che danno un senso, è un percorso per cui uno sa, va bene, avrò un disagio per un tot di mesi, ma poi la soluzione è però poi la soluzione, ho un ritorno. Mi sento una cosa molto importante, la capacità, e mi rivolgo a lei che è segretario della categoria operativa, no, di Confartigianato, di avere persone di cui fidarsi, è molto importante. Cioè mi rivolgo a dei professionisti che so che sono formati, sono aggiornati su tutto quanto si sta muovendo, che in proiezione mi possono appalesare eventuali problemi, mentre tante volte le persone si fidano ma non sono professionisti preparati, c'è poco da fare. Quante fregature, tra virgolette, tanti di noi hanno preso con interventi nella casa, non parliamo di case nuove perché sappiamo cosa vuol dire andare incontro a una casa nuova se non si hanno le competenze, no? Bisogna fare anche un salto di qualità, insomma. Sì, certo, rispetto a questo, come dire, l'elemento di consapevolezza viene dato tanto dagli operatori, i nostri sono certamente formati, preparati, c'è forse una prospettiva, come dire, da introdurre, che è una prospettiva più complessiva, nel senso guardare la casa nella sua capacità di rispondere all'esigenza del suo utilizzatore. Ecco, questo e quindi significa, da un punto di vista tecnico, certamente le competenze ci sono, ma sviluppare anche questa visione, questo orientamento che abbraccia l'esigenza della persona. Questa è l'azione più importante, ma che va fatta contestualmente a 3 livelli, le istituzioni, le imprese e lo stesso consumatore, che deve avere una consapevolezza della possibilità di intervenire, quindi posso farlo, quali sono gli strumenti per farlo e che cosa voglio fare per intervenire per migliorare la mia abitazione. Assolutamente. Quindi così come nella sicurezza nei cantieri, nella sicurezza della previdenza, ad esempio, il fatto di investire in una pensione, sono tutti elementi in cui quando c'è di mezzo la sicurezza si parte da una consapevolezza dei rischi. Chiaro. Avere consapevolezza dei rischi aiuta a capire come intervenire. Allora, siamo in chiusura, una battuta proprio rapida da parte del suo professore che poi la dobbiamo salutare, ci dica, una battuta di chiusura. Un consiglio di chiusura. No, beh, per quelle che riguardano le mie tematiche ribadisco quello che ho detto in continuità. La tecnologia non deve essere percepita come la soluzione, ma come uno strumento che può aiutare. Quindi se necessario venga usata positivamente, se non necessario si possono trovare soluzioni più semplici.
Grazie professore. Allora io vi ringrazio di essere stati qui con noi, di aver fatto questo approfondimento. Ricordo ai nostri telespettatori Casa Amica, invecchiare nella propria casa, questo opuscolo di Confartigianato che è edito, che è disponibile, è vero? Può essere dagli iscritti. Lo mandiamo a casa a tutti i nostri 25.000 soci. La nostra azione sindacale abbiamo cominciato a farla intanto. Perfetto, comunque penso che si trovi presso le sedi ed è molto simpatico, interessante, comunque fare delle considerazioni e riflessioni importanti sull'abitazione su cui vogliamo vivere, insomma. Allora, ringraziamo l'architetta Marcella Gabbiani di essere stata qui con noi, di averci aiutato, che tra l'altro è coautrice di quest'opera perché ha dato un apporto molto importante, il professor Francesco Causone che è collegato qui con noi, docente del Politecnico di Milano, grazie anche a lei professore, Sergio Masetti, direttore Confartigianato Imprese del Veneto e naturalmente Fiorenzo Passo, presidente ANAP Veneto. A voi telespettatori lascio alla pubblicità, poi ritorniamo insieme per un'altra intervista, tra poco.